Sono le 8 del mattino, è mercoledì 25 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela fra poco leggeremo i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto vi diamo conto di due operazioni antidroga delle ultime ore. Cominciamo da Ragusa, dove c'è stato un blitz della polizia. Arrestate 10 persone, l'indagine denominata Jackpacking è partita nel 2023, ha smantellato una rete di spaccio di marijuana e cocaina tra Comiso e Vittoria. Il giro d'affari, secondo gli investigatori, si aggira intorno ai 2 milioni di euro. E in un'altra operazione antidroga, stavolta siamo a Milazzo, i carabinieri hanno arrestato 17 persone per spaccio di stupefacenti, minacce e detenzione di armi, scoperta anche una fitta rete di pusher che spacciava hashish, cocaina e crack su tutta la costa tirrenica, interessando anche i comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto, Milazzo e Vulcano. Ovviamente particolari, nuovi aggiornamenti su queste due operazioni antidroga nel corso dei telegiornali della giornata. Adesso invece ci occupiamo delle altre notizie. Gli abbiamo finanziato la campagna elettorale, siamo all'inchiesta sulla sanità in Sicilia e ancora prosegue questa intercettazione. Deve fare quello che chiediamo a una l'intercettazione chiaramente disposta dalla Procura di Palermo sui presunti rapporti tra mafia, imprenditoria e sanità, che vede indagato anche tra gli altri l'ex manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino, l'assessore, e vediamo per l'appunto in queste intercettazioni che cosa si riferisce. La campagna elettorale gliel'abbiamo finanziata, lui e Tamaio, deve fare quello che chiediamo. Parole pesanti pronunciate senza sapere di essere intercettato. A parlare è Carmelo Vetro, ritenuto vicino ad ambienti mafiosi di Favara. Nel mirino degli inquirenti l'ex manager del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, suo compaesano, oggi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L'intercettazione è agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo, che coinvolge lo stesso Vetro e il funzionario regionale Giancarlo Teresi. Per entrambi il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Deve fare quello che noi gli chiediamo, insiste Vetro, parlando con l'imprenditore Giovanni Aveni, anche lui indagato. Al centro delle indagini una presunta rete di rapporti e favori che secondo l'accusa avrebbe permesso al boss di inserirsi nell'amministrazione regionale tra sanità e lavori pubblici. Tra i casi sotto la lente dei magistrati anche la procedura per l'accreditamento sanitario della società Arcobaleno, riconducibile allo stesso Aveni. Un quadro che, se confermato, delineerebbe un sistema di relazioni opache tra imprenditoria, politica e criminalità organizzata. E noi cominciamo a leggere i quotidiani proprio con questa notizia, Emanuela. Sì, lo vediamo sulla Gazzetta del Sud, Angelo, leggiamo il boss intercettato, finanziata la campagna di Iacolino e Tamaio. Il nome di Tamaio ricorre, è già la terza volta insomma, che viene fuori il nome dell'assessore alle attività produttive della regione siciliana, che però smentisce mai conosciuto retroscena dell'inchiesta della Procura sui rapporti tra Carmelo Vetro e l'alto dirigente nominato alla guida del Policlinico di Messina, che si è dimesso. Stiamo parlando naturalmente di Iacolino, ma vediamo intanto il nome di Tamaio, l'assessore regionale alle attività produttive ed esponente di Forza Italia, compare mentre Vetro parla di finanziamenti elettorali, sostenendo che anche lui alle europee del 2024, che si sono concluse con 120.000 preferenze per Tamaio, sarebbe stato sostenuto economicamente. Un passaggio che secondo gli inquirenti viene usato per rivendicare una sorta di dovere nella restituzione dei favori da parte sua. Tamaio, che ricordiamo non risulta indagato, ha però smentito qualsiasi coinvolgimento nel corso dell'intensa e affollatissima campagna elettorale per le ultime elezioni europee. Non ho avuto alcun incontro né ho mai conosciuto il signor Vetro. Nel documento
vengono ricostruiti i rapporti tra Vetro appunto e Salvatore Iacolino, ex dirigente generale, ricordiamo, della pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla salute, oggi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Il boss si sarebbe rivolto al dirigente suo compaesano, sono entrambi di Favara, per ottenere interventi e facilitazioni all'interno dell'amministrazione regionale nel settore della sanità e soprattutto dei lavori pubblici. Le conversazioni registrate aprono, leggiamo, uno scenario che accomuna ambienti mafiosi, quindi imprenditoriali e istituzionali, un intreccio tra mafia, imprenditoria e naturalmente anche politica, ruoli dirigenziali nella pubblica amministrazione. E adesso ci occupiamo invece del terremoto che in queste ore sta investendo i palazzi della politica, soprattutto nazionale, nel centrodestra. Dopo la vittoria del no al referendum si è dimessa la palermitana Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia, che era finita nella bufera per una frase pronunciata pochi giorni prima del voto referendario proprio in una trasmissione di Telecom, la trasmissione Il Punto. La vittoria del no comincia a mietere vittime nel governo Meloni. La palermitana Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, si è dimessa dall'incarico. Analoga decisione ha maturato il sottosegretario Andrea Del Mastro, che ha consegnato una lettera con le proprie irrevocabili dimissioni. Bartolozzi, mai messa in discussione dal ministro Nordio, era finita nella bufera per una frase infelice pronunciata durante la trasmissione Il Punto. In quella occasione aveva definito la magistratura un plotone d'esecuzione, causando una reazione indignata dei magistrati, categoria della quale Bartolozzi fa parte provenendo proprio dai ranghi della magistratura. Su indicazione dello stesso ministro, all'indomani aveva chiesto scusa per la frase e chiarito il proprio pensiero, relegando il concetto solo a una specifica parte ed escludendo di considerare in questo modo l'intero corpo giudiziario. Diversa la vicenda del Mastro, fatto sta che la vittoria del no sembra aver travolto anche gli uomini e le donne del governo e sottogoverno, ritenuti in qualche modo non più adeguati alla prosecuzione dell'attività, vuoi per responsabilità oppure per immagine. I bene informati sostengono però che il terremoto in casa centrodestra nazionale è appena cominciato. E adesso torniamo di nuovo da Emanuela e approfondiamo questo tema sui giornali. Sì, tema che troveremo tra poco sulla rassegna stampa nazionale, che approfondiremo meglio, ma intanto vediamo anche le testate regionali cosa scrivono. La prima pagina, vi faccio vedere, della Gazzetta del Sud: apertura terremoto nel governo, cadono le prime teste. Dopo la vittoria del no, Meloni presenta il conto, via Del Mastro e Bartolozzi e pressioni su Santanchè perché si dimetta. Ieri in serata è stata diramata una nota di Palazzo Chigi dove appunto la Meloni non proprio in maniera esplicita ma quasi ha chiesto alla Santanchè di fare un passo indietro. Il sottosegretario ha detto: ho commesso una leggerezza. Nordio si assume la responsabilità politica della sconfitta, ma il passo indietro della fedelissima è inevitabile. Stiamo parlando chiaramente del suo capo di gabinetto. Vediamo anche la Sicilia, il no terremota Del Mastro e Bartolozzi. Meloni chiede anche la testa di Santanchè, effetto referendum, lasciano il sottosegretario e la capo di gabinetto di Nordio. Chigi in pressing sulla ministra Daniela Santanchè. E poi vediamo anche le conseguenze intanto di questo referendum nella politica siciliana. Leggiamo all'interno della Gazzetta del Sud: fuoco amico sul governatore Schifani, riprende quota la fronda interna Forza Italia, la corrente guidata dal tandem Falcone-Mulè invoca un nuovo segretario regionale del partito. E poi l'irritazione di Fratelli d'Italia. Insomma, questo referendum ha agitato le acque nel governo e soprattutto all'interno dei partiti di governo anche a livello regionale. E adesso ci occupiamo d'altro, c'è una nuova impennata dei carburanti. La Sicilia è il simbolo proprio di questi rincari, nonostante ci sia stato un calo del 10% delle quotazioni del petrolio. In Italia i prezzi di benzina, di gasolio continuano a correre senza freni e nella nostra regione
c'è proprio il primato di rincari, neppure diciamo, la recente manovra, il decreto contro il caro carburanti del governo è riuscito a contenere questa impennata. Ma vediamo e cerchiamo di capire il perché e che cosa sta succedendo. Secondo me lo Stato dovrebbe essere più presente e fare dei controlli a tappeto, perché non può essere che dobbiamo sempre essere solo noi di pagare questa situazione. Giù del 10% la quotazione del petrolio, ma su il prezzo dei carburanti. Non arresta l'impennata in Italia, neppure a seguito della recente manovra del governo. Il diesel, infatti, ha ormai superato stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, ma è la Sicilia a far registrare il dato più clamoroso. Nell'isola il prezzo medio del gasolio vola fino a 2,035 euro al litro, conquistando il poco invidiabile primato nazionale. Anche la benzina non si sottrae ai rincari, con un prezzo medio che sale a 1,73 euro al litro. Uso pochissimo la macchina, quindi non mi colpisce direttamente, però sì, effettivamente è un po' una rottura di scatole. I consumatori sono stanchi, un andamento a rialzo che rosica giorno dopo giorno lo sconto sulle accise e pesa sempre più nelle tasche dei cittadini, soprattutto siciliani. La Sicilia detiene da oggi un triste primato. Il costo dei carburanti è inesorabilmente aumentato. Pertanto il Codacons chiede un intervento delle autorità preposte a verificare cosa stia accadendo nel comparto. C'è chi propone una forte presa di posizione dei consumatori. L'unica cosa sarebbe di fermarsi tutti una settimana, mandare un messaggio che siamo tutti speciali a usare i smartphone e bloccarci una settimana, tutti. Allora, questo è il consiglio di questo, diciamo, Lo potremmo anche accogliere. un suggerimento, diciamo così. Scherziamo, però sì, effettivamente il tema del caro carburanti insomma è caldo e lo troviamo anche oggi su tutti i quotidiani. Vediamo sulla Gazzetta del Sud: carburanti, nuova impennata e primato siciliano. Ieri prezzo medio del diesel nell'isola a 2,035 al litro, al di sopra della media nazionale. La Sicilia, dice il Codacons, guida la classifica delle regioni più care per il gasolio, seguita da Calabria, Molise e Valle d'Aosta. Solo le Marche restano sotto la soglia dei 2 euro al litro, con un prezzo medio di 1,99, insomma siamo quasi al limite. Ma ti faccio vedere anche la prima pagina del Mattino di Padova, perché il tema è nazionale, chiaramente. Certo. Bonus benzina azzerato, cioè aprono così oggi loro. Il taglio delle accise voluto dal governo, ricordiamo 25 centesimi su gasolio e benzina, 12 centesimi su GPL pochi giorni fa, è stato vanificato da nuovi aumenti. Diesel oltre i 2 euro, prezzi fuori controllo in meno di una settimana, soprattutto in autostrada. Alcuni distributori cominciano ad avere problemi di rifornimento, quindi insomma è un po' tutto secondo le previsioni, perché si ipotizzava questo aumento che poi andasse a compensare quello che era il taglio delle accise. Sostanzialmente non è cambiato nulla, ecco. Adesso invece ci occupiamo di quanto è accaduto a Santa Maria la Scala. Ieri c'è stato un sopralluogo della Protezione Civile, c'era anche il sindaco di Acireale, dove è precipitato nei giorni scorsi un gigantesco masso. Abbiamo detto alla Timpa di Acireale, la strada risulta ancora chiusa, l'amministrazione però cerca di rassicurare, nessuna frana in atto, ma vediamo i particolari. Voi dove abitate? Quella casa lì sopra. E questo è il masso, lo vediamo da vicino, che ha destato tanta paura tra i residenti di via Grotte delle Colombe. Si è staccato da là sopra, vedete, accanto a dei fico d'India quasi secchi, e le abitazioni sono lì, a pochi metri. Quando è caduto il masso lei dov'era? A casa. Però un terremoto, ma facciata dalla porta. Mezz'ora prima ero qua sotto io. Marito e moglie, proprietari del terrazzamento dove il grosso masso ha arrestato la sua caduta, si sentono miracolati, ma oggi è il giorno dell'intervento e delle rassicurazioni con il sopralluogo della Protezione Civile assieme al sindaco di Acireale, Barbagallo. Pare si tratti di un caso isolato, un evento eccezionale a causa delle forti piogge di questi giorni, a cui si aggiunge la tipologia del terreno. La vegetazione e le radici in questo caso
non aiutano? No, in questi casi, siccome la timba è un corpo roccioso, fratturato, i bacolari per esempio e il fico d'India tendono a divaricare queste fratture, a consentire alla sabbia i limi di entrare all'interno. Quando si imbibiscono d'acqua rigonfiano e quindi allargano le fratture. Per scongiurare altri episodi occorre puntare sulla progettualità. Chiederemo alla Protezione Civile una mappatura di tutta quest'area proprio sopra le case, appunto per verificare se ci sono altri possibili cedimenti. In atto interventi per preservare tutta la timba. Abbiamo in questo momento un progetto di 5 milioni proprio per eliminare il ruscellamento dall'altra parte della timba, sopra sempre la frazione Santa Maria la Scala. La strada al momento resta chiusa mentre l'amministrazione ha cercato di rassicurare i residenti, nessuna frana in atto in questo punto. Allora, vediamo qual è la situazione aggiornata magari sui quotidiani, sulla timba di Acireale e poi chiudiamo la rassegna stampa regionale. Sì, lo vediamo sulla Sicilia di oggi. Timpa, piano di messa in sicurezza. Ad Acireale abbiamo visto appunto il distacco causato dalle forti piogge, ha trascinato un blocco di svariate tonnellate per 200 metri. La Protezione Civile e il Comune valutano interventi in somma urgenza. Vediamo allora le prime pagine dei quotidiani regionali. Repubblica Palermo, referendum in primo piano, il caso Sicilia, Schifani e La Galla sotto assedio, l'analisi dei flussi di voto. A Catania record di elettori del centrodestra che hanno scelto il no. Fratelli d'Italia e Lega chiedono un chiarimento, il governatore: il risultato non incide sulla mia giunta. E poi i fondatori di Forza Italia che parlano di oltraggio alla memoria di Berlusconi, che voleva fortemente appunto una riforma della giustizia, e poi dal divorzio all'acqua quando l'Isola sorprende nelle urne. Questo legato all'alta affluenza per questo referendum. È stato il secondo referendum della storia che ha visto una massiccia partecipazione. Vediamo le altre notizie. I nipoti della primavera che scuotono la politica nel taglio centrale, poi Mannino, il centrodestra accompagni il cambiamento, appunto questo riferito ai giovani che hanno scelto di andare alle urne per votare per questo referendum. E poi famiglie nel bosco di Gibilman, trasferiti 2 bimbi. Ci sono dei casi di famiglie nel bosco, c'è quella più famosa di cui parlano tutti i quotidiani ormai da settimane, ma a quanto pare non è l'unica realtà nel nostro paese. E poi un padre mafioso rinnegato dai figli, il giudice lo sospende. Vediamo nel taglio basso: 20 nuovi vigili vanno in servizio a Mondello a Palermo, e poi l'infinita stangata dei voli per Pasqua. I prezzi sono come sempre alle stelle. E allora andiamo a vedere proprio questa notizia: Pasqua, prezzi alle stelle, per tornare in Sicilia costa meno volare negli Stati Uniti. Quasi 700 euro il biglietto da Milano per chi parte il venerdì santo, prenotazioni rinviate per il treno della regione. Non è ancora uscita la data per poter prenotare il posto sul Sicilia Express, appunto il treno voluto dalla regione per contrastare il caro voli non solo a Pasqua ma anche per le festività natalizie. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia. Abbiamo già visto l'apertura e poi vediamo anche l'inchiesta, il dirigente arrestato, mandato via dalla regione, poi il caso Ponte, l'ANAC affossa l'iter, serve una nuova gara pubblica. Ancora, vediamo la prima pagina di Palermo, sempre della Sicilia, 4 canti, invasione di abusivi e rave, la denuncia dei residenti, movida fuori controllo tra alcolici e feste da ballo nella piazza in centro. E poi referendum, l'assedio alla Galla, strade e quartieri, il voto in città, critiche da sinistra, recriminazioni a destra, in periferia, plebiscito per il no. Vediamo il taglio basso, festino di Santa Rosalia, partono i preparativi a Palermo. Ancora, vediamo la prima pagina di Catania.
In alto revenge porn, la vittima, lo Stato, dov'è? L'ex, uno straniero espulso dall'Italia, ha diffuso in rete le foto intime di questa donna. Scrive che mi ucciderà. Il caso a rischio archiviazione, la drammatica testimonianza appunto di questa vittima di revenge porn. E poi morti in corsia, nuove perizie, il processo d'appello a carico dell'infermiere killer si riapre, nuove certificazioni cliniche sull'imputato sono state depositate. La Corte, atti sopravvenuti dopo la condanna. E anche qui si parla naturalmente di referendum, dei dati, l'analisi del voto, nonostante l'affluenza da record, quartieri popolari sempre in coda, le sezioni dove si è votato di meno si trovano nelle zone più antiche della città. Restiamo su questa pagina perché c'è un caso che arriva da Mascali, attacchi sessisti alla vice sindaca, un gesto vile, saprò reagire, ha detto Veronica Musumeci, che ha denunciato ai carabinieri. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qui abbiamo visto l'apertura, ma vediamo anche le altre notizie. Tribunale minorile di Palermo, condannato per mafia, ecco questa storia viene ripresa anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. Viene separato dalle figlie, sospesa la responsabilità genitoriale dell'uomo per le bambine, previsto un percorso rieducativo. Questo fa parte del protocollo Liberi di scegliere, appunto questa decisione del Tribunale dei minori di sottrarre i bambini a chi viene soprattutto condannato per mafia. E poi vediamo istruzione e lavoro, Turano nell'isola, forte calo della dispersione scolastica, l'assessore su 705 scuole, solo 57 con valori sopra la media, Durigon in collegamento. Cambiamo ancora quotidiano, vediamo la Gazzetta del Sud, le altre notizie, e allora vediamo questa, ancora raid e 3.000 sui tentativi di negoziato, vedremo meglio tra poco, si parla di guerra in Medio Oriente, Pakistan pronto a ospitare i primi colloqui di pace, ulteriori smentite di Teheran, e poi vediamo invece le notizie regionali, si parla di Messina che sarà una delle città che andrà al voto, scintille De Luca centrodestra, Tinaglia in campo con Basile, il fondatore di Reset a fianco del sindaco uscente, pubblicato il decreto elettorale, questo per quanto riguarda appunto le amministrative nella città dello Stretto. Si parla anche di Ponte, lo vediamo qui nel taglio basso, l'ANAC, restano irrisolti i nodi del Ponte, ma la Stretto guarda già ai cantieri, le audizioni sul decreto commissari alla Commissione Ambiente del Senato. Entrano nel vivo le audizioni davanti alla Commissione Ambiente del Senato nell'ambito appunto del decreto commissari e concessioni. Il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia ripropone i dubbi già sollevati sulle procedure relative alla Ponte. Il nuovo decreto non scioglie i nodi essenziali, ci vuole una nuova gara d'appalto. Bene, grazie a Emanuela. Adesso diamo uno sguardo alla viabilità con le immagini che ci arrivano in questo momento dalla circonvallazione di Catania. Siamo al Tondo Gioieni, stamattina la situazione sembra particolarmente complicata, almeno per quello che possiamo vedere in queste immagini, auto che risultano incolonnate. Dalla Tondo Gioieni ci trasferiamo su via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione sembrerebbe un po' più scorrevole, anche se il flusso di automobili in entrata ma anche in uscita dalla città è particolarmente intenso. Possiamo adesso ritornare sulla circonvallazione e qui diciamo subito che il fatto che il traffico sia paralizzato è in maniera molto più chiara per quello che stiamo vedendo, con le auto che vanno davvero al piccolo passo, si muovono lentamente. Dal traffico cittadino sulla città di Catania, in questo caso siamo invece alle splendide immagini che ci restituiscono dalla regia, con l'Etna che è imbiancato fino quasi alle pendici, un cielo azzurro che ci mostra dunque il vulcano nella sua maestosità. Adesso invece vediamo il golfo di Taormina e la giornata sembrerebbe insomma comunque con un cielo leggermente velato su Taormina, ma tutto sommato al momento la situazione è particolarmente tranquilla da un punto di vista meteo. Ci dobbiamo fermare.
Breve sosta e poi riprenderemo a leggere i quotidiani, stavolta però saranno quelli nazionali con Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, è il momento di leggere i quotidiani nazionali. Cominciamo con lo scossone nel governo, vedo già sul Corriere. Sì, le reazioni del dopo referendum oggi praticamente occupano il titolo di apertura di tutti i quotidiani e quindi si dimettono Del Mastro e Bartolozzi, come abbiamo già visto prima, l'ira di Meloni, faccia lo stesso anche Santanchè. Ricordiamo che per le sue vicende giudiziarie lei è indagata e l'ipotesi poi sfiducia la decisione dopo la vittoria del no. Il sottosegretario dice: ho commesso una leggerezza, la resistenza della ministra non è a causa mia che abbiamo perso, questo avrebbe detto appunto la Santanchè. E poi vediamo la Premier vuole il rilancio, non copro più nessuno. L'ultima difesa di Nordio, leggiamo ancora, piuttosto me ne vado io, la riunione con la capo gabinetto Bartolozzi che appunto ha rassegnato le dimissioni, e poi l'intervista a Del Mastro, dice il ristorante un errore, Malotto contro la mafia. Vediamo le altre notizie, appunto il Medio Oriente, si comincia a parlare di un timido tentativo di tregua, un piano di pace, e allora intanto leggiamo le prime navi passano a Hormuz, il Pakistan che media, Trump dice ho vinto, però intanto c'è questo piano degli Stati Uniti in 15 punti inviato all'Iran. Trump canta vittoria, abbiamo vinto la guerra, vogliono l'accordo, ci hanno fatto un grande regalo su gas e petrolio, parliamo con le persone giuste. Il Pakistan appunto media e l'Iran. Ci sarebbe una richiesta, pare, dell'Iran delle ultime ore di trattare però con il vice di Trump, Vance, non vorrebbero più parlare con Trump. Non vorrebbero parlare con Witkoff che era presente a Ginevra. E l'Iran concede ad alcune navi di transitare intanto a Hormuz, quindi grazie Angelo appunto per questa ultima ora. Poi vediamo le altre notizie, lascio per ultimo la fotonotizia, perché anche questo è un tema ricorrente su tutte le prime pagine. Intanto c'è la classifica mondiale delle migliori università. Il primato è della Sapienza, in testa negli studi classici, ed è la sesta volta, è il sesto anno consecutivo che appunto la Sapienza mantiene il primato. E poi dicevo, la lasciamo per ultima, ma non certo per importanza, la scomparsa di un grande cantautore italiano, Gino Paoli. È morto, si è spento ieri, il rivoluzionario che cantava l'amore, i successi, le passioni, il tentato suicidio. Addio al cantautore. E poi c'è questo ricordo di Aldo Cazzullo, l'uomo che voleva provare tutto, il ricordo di Walter Veltroni in questo articolo, quando dividevamo i banchi del PC, perché lui per un periodo della sua vita si era anche dedicato alla politica, era stato eletto tra le fila del Partito Comunista, era stato eletto alla Camera, e poi le sue donne Sandrelli, Vanoni, e poi 50 anni con Paola, appunto la sua ultima compagna. Vediamo la Repubblica di oggi, terremoto nel governo, travolti dalle inchieste Del Mastro e Bartolozzi, lasciano dopo il no al referendum, il sottosegretario ha commesso una leggerezza, Meloni chiede le dimissioni di Santanchè, anche lei sotto indagine, auspico la stessa sensibilità istituzionale, ma la ministra resiste. E poi vediamo, addio a Paoli, la musica senza fine, il cantautore genovese è morto a 91 anni, sue alcune delle canzoni più belle mai scritte, come per esempio il Cielo in una stanza. E c'è anche il ricordo di un altro genovese doc, l'archistar Renzo Piano, amici da una vita, lui era il cantastorie, io il geometra, diciamo un modo anche umile per raccontarsi, ecco. Paoli un semplice cantastorie e lui un semplice geometra, stiamo parlando di due grandi appunto in due settori diversi. La Stampa, governo slavina
Referendum, via del Mastro e Bartolozzi, Nordio in bilico, colpa mia la sconfitta, ha detto il Ministro della Giustizia. Meloni, Santanchè si dimetta, i contatti con il Colle dopo il voto sulla giustizia, piani di Palazzo Chigi per accelerare la riforma della legge elettorale. Altolà delle opposizioni, basta con le forzature. E poi il cielo di Gino, addio a Paoli, da senza fine a sapore di sale, la colonna sonora dell'Italia. Vediamo il Medio Oriente. Bin Salman, Trump continui la guerra. Giovedì a Riyadh si sono ritrovati il leader egiziano, saudita, pakistano e turco. È stato il calcio d'inizio di un tentativo di portare Iran e Stati Uniti a un cessate il fuoco. Donald Trump ha confermato che il percorso diplomatico è stato avviato. E poi lo scudo appunto di Vance per salvare Donald. Vediamo Avvenire. Prove di accordo tra Iran e Stati Uniti, la carta Pakistan che appunto farebbe il ruolo del mediatore e poi effetto cascata appunto queste dimissioni dopo il referendum del Mastro e della Bartolozzi. E ora sale il pressing di Meloni su Santanchè, Nordio, io responsabile politico della sconfitta. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, dimissioni nel governo, Meloni che scarica Santanchè, ma vediamo anche altre notizie. Laureata a 79 anni dopo una vita in cattedra, ma chiamatemi maestra, è una bella storia che arriva da Forlì, la storia della maestra Antonia Mazzoni. E poi Gino Paoli, nell'immensità del cielo, il ricordo del cantautore appunto scomparso ieri. Vediamo nel taglio basso la guerra in Medio Oriente, piano statunitense in 15 punti. Trump ora tenta un'inversione a U, ipotesi tregua di un mese con gli iraniani, ma manda i parà. Il Messaggero, giustizia scossa nel governo, gli effetti del no al referendum. E poi anche qui Trump, adesso l'Iran vuole trattare, piano statunitense in 15 punti, tavolo a Islamabad, il Qatar blocca l'export di gas, nervosismo sui mercati. Vediamo meglio questa notizia sul Sole 24 Ore, causa di forza maggiore, Qatar Energy sospende le forniture di gas liquefatto, stop per l'Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. E poi vediamo finanza, arrivano le nuove regole, l'apertura. Domani in Consiglio dei Ministri il decreto che riforma il TUF, previste più tutele per le minoranze, stretta poi sul voto plurimo, saltano i divieti di incarichi incrociati nei consigli di amministrazione, ridotta allo 0,5 per mille la soglia per partecipare all'assemblea dei soci. Questo appunto in Consiglio dei Ministri domani ci sarà l'ok definitivo al decreto che riforma il testo unico della finanza. Il fisco gioca la carta degli algoritmi contro gli errori negli alert, obiettivo contenere i falsi positivi, faro su redditi, IVA e immobili non conformi, questo per quanto riguarda la lotta all'evasione. Poi commercio, intesa tra Europa e Australia, via i dazi su prodotti europei, firmata anche la partnership nel settore della difesa, più facile l'accesso al lavoro. Vediamo il Messaggero, scusate, l'abbiamo già visto, il Giornale che scrive rivoluzione Giorgia, la premier fa dimettere Del Mastro e Bartolozzi, non siamo la destra che difende la casta e chiede un passo indietro anche al Santanchè. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano che scrive fuori i primi tre. Via Del Mastro e Bartolozzi, Santanchè in uscita, resta solo Nordio che difendeva i suoi. La premier Daniela a casa, non ha detto proprio così, ma più o meno il senso era quello. Poi vediamo Libero, la motosega di Giorgia, scrive controffensiva Meloni, Bartolozzi si dimette, Del Mastro la segue, ma non ho fatto nulla. Palazzo Chigi spinge anche la Santanchè all'addio, gelo con la premier. E poi intanto dall'altra parte ci sono le primarie in vista nel fronte largo tra Conte ed Elli. Ora è faida, sfida per la leadership, ma la sinistra non ha i numeri per vincere. La Verità, la Meloni fa piazza pulita, chi paga per la vittoria del no al referendum.
E ancora, non so se abbiamo qualche minuto a disposizione, Angelo. Appena uno. Un minuto, e allora vediamo anche il manifesto che scrive: strage di Stato, terremoto nel governo dopo la batosta del referendum, Meloni vuole andare avanti e si libera della zavorra, chiede e ottiene le dimissioni di Del Mastro e di Bartolozzi, caccia anche Santanchè che prova a resistere, poi primarie, Conte insiste, gelo del PD. L'ultima prima pagina, vediamo l'Unità. Capaci di tutto e buoni a nulla. Lo tsunami del referendum travolge il centrodestra, Meloni nel pantano, caos nel governo, saltano Del Mastro e Bartolozzi, bilancio di 4 anni, più morti in mare e più detenuti. Ti lascio con un'ultima prima pagina, vediamo Il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, proprio per salutare Gino Paoli, genovese doc senza fine. Gino Paoli, addio a 91 anni, piano, amico dolcissimo, Ghezzi e Brescia, un grande. Mancherà a tutti Gino Paoli. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, fra poco il primo ospite della nostra mattinata, vedo già in collegamento con noi, parleremo di ora legale permanente, c'è un dibattito in corso ma lo faremo con una persona che ci chiarirà e noi speriamo di averli questi chiarimenti sui benefici dell'ora legale, su quali possono essere, diciamo, le controeventuali indicazioni, qual è la posizione. Insomma, in questo momento in Italia c'è una discussione anche in Parlamento. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci in studio, come anticipato prima della pausa. Adesso parliamo dell'ora legale, si discute se estenderla a tutto l'anno, per tutti i 12 mesi oppure no. Ne parliamo questa mattina con il dottore Prisco Piscitelli, chiedo scusa, che è il vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno dottore. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, anche quest'anno, l'ultimo weekend, l'ultimo sabato del mese di marzo, a cavallo poi con la domenica, ci restituisce l'ora legale. È un passaggio al quale ormai siamo abituati da decenni, 2 volte l'anno, una volta a marzo, una volta a ottobre, c'è questo spostamento di un'ora delle lancette. In questo caso a marzo, proprio nel fine settimana, andremo avanti di un'ora, poi a ottobre torneremo indietro di un'ora. Tutto questo ha innescato un dibattito non solo in Italia ma a livello anche europeo. Ora legale sì, ora legale no. La posizione, la sua posizione, la posizione della, diciamo, della Società Italiana di Medicina Ambientale. Ma è dal 2022 che come Società Italiana di Medicina Ambientale noi chiediamo che venga applicata quella che era la direttiva europea che doveva entrare in vigore nel 2021 ma che fu poi in qualche modo congelata a causa della pandemia, cioè per direttiva europea approvata dal Parlamento europeo nel 2019, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dovevano scegliere se optare per l'ora solare permanente o per l'ora legale permanente. Quindi quel che era l'indicazione europea era quella di porre fine al cambio. Diciamo che è il cambio orario che può dar luogo a dei problemi di salute nel momento in cui si sposta la lancetta, quindi o a marzo o a fine ottobre, mentre invece mantenere un unico orario non dà più nessun problema. Noi proponiamo come Società Italiana di Medicina Ambientale già da 3-4 anni di mantenere l'ora legale permanente, e questo tipo di orientamento e di richiesta è stato sostenuto da una raccolta firma di 3 settimane insieme al consumerismo no profit che ha raggiunto quasi le 400.000 firme e ha portato all'avvio di un iter parlamentare alla Camera dei Deputati che sta avviando anche delle audizioni che si concluderanno a giugno. Dottore, le chiedo scusa se la interrompo, ma cos'è che in questo momento impedisce, fra virgolette,
all'Italia e anche a altri paesi di attuare quella che era una direttiva, cioè scegliere in una direzione oppure nell'altra, come diceva lei, perché poi c'è una spaccatura in Europa, ci sono i paesi nordici magari che non vorrebbero l'applicazione diciamo dell'ora legale, perché loro già di luce ne godono tantissima, ci sono quelli mediterranei che in qualche modo sono un pochettino più favorevoli, perché recupererebbero non solo un'ora di luce, ma c'è anche un risparmio energetico da mettere diciamo nel conto. Poi ci sono i problemi legati alla salute e di questi lei ci stava per l'appunto anche accennando. Insomma, c'è un dibattito che comunque non è soltanto italiano, è europeo. Assolutamente, finora probabilmente a bloccare è stato il mancato accordo tra paesi transfrontalieri, no? L'adozione di questo tipo di orario da parte di un paese confinante e non dall'altro potrebbe creare in qualche modo dei problemi esclusivamente a livello di frontiere, però noi sosteniamo che i benefici sono sicuramente maggiori, almeno per quel che riguarda il nostro paese, e i cittadini lo hanno immediatamente percepito, testimoniandolo nella raccolta firma, cioè beneficiare di un'ora di luce in più nel pomeriggio durante i mesi invernali ci consentirebbe di poter fare un uso migliore del nostro tempo libero post lavorativo e anche impiegarlo per esempio in attività fisica, quindi migliorare il nostro stato di salute. Esistono studi americani che hanno dimostrato addirittura una riduzione del 20% di quelli che sono i crimini da appostamento nei periodi in cui negli Stati Uniti è stata in vigore una temporanea proroga dell'ora legale anche in alcune settimane invernali, e in più c'è un risparmio energetico incredibile, soprattutto in tempi di caro energia, che è stimabile tra i 200 e i 500 milioni di euro all'anno, con una riduzione di emissioni in atmosfera di 200.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno, che significa equivale a piantare fino a 6 milioni di nuovi alberi come capacità di riassorbimento della CO2, quindi anche effetti positivi sul clima e sulla salute umana. Qualcuno però sostiene, adesso faccio l'avvocato del diavolo, no? Perché insomma, questo cambio intanto di orario procura in qualche modo qualche disturbo a tutti noi. È una sorta di jet lag molto... Ma lei ha centrato il punto. Sì. Cioè, il punto è il cambio che procura dei problemi. Se noi non cambiamo più, i problemi non ci sono. Da questo punto, ma c'è una parte diciamo degli esperti che sostiene che è più naturale l'ora solare permanente. Perché? Perché è considerata più vicina a quelle che sono, diciamo, che è quello che è il nostro ritmo fisiologico. Cosa possiamo dire a tal proposito? Ma guardi, questo poteva essere vero quando l'orario della sveglia nelle nostre società contadine era più o meno alle 4 del mattino, e poi più o meno si usciva alle 5 o d'inverno alle 5 e mezza, 6, quando si beneficiava del primo sorgere del sole, e stiamo parlando di altri ritmi sociali che influenzano i ritmi biologici. Oggi sappiamo che le nostre società influenzano come ritmo di vita molto di più il nostro modo di vivere, la nostra qualità di vita, quindi l'ora legale permanente ci consentirebbe di riallineare probabilmente, al contrario, a dei ritmi sociali che potrebbero andare a incontro a dei ritmi biologici, è esattamente il contrario. Dottore Piscitelli, lei ha fatto riferimento prima a questa raccolta firme che è stata depositata, c'è una discussione in Parlamento, si è avviato questo confronto, una decisione in qualche modo dovrà prima o poi arrivare, perché ci sono delle deroghe, stiamo andando sempre in deroga rispetto a quella che è la direttiva europea. Il dibattito cominciato in Parlamento è un dibattito che comunque viene esteso anche, si estende anche insomma, alla vita quotidiana di tutti noi, perché adesso ci prepariamo ad un nuovo cambio, poi ci prepareremo all'altro cambio che verrà a ottobre, insomma quando potremo avere una, non dico una decisione, chiaramente non sarà immediata questa decisione, non arriverà nelle prossime settimane certamente, però come dice lei, avere un unico orario, sempre quello, senza questi cambiamenti ci dà dei benefici. Ma secondo lei quando si potrà arrivare a quest'atto definitivo?
Ma guardi, io vorrei sperare che nei prossimi mesi, certamente non le prossime settimane, questo argomento possa essere seriamente affrontato dal nostro Parlamento e che una decisione venga presa. La Spagna si sta muovendo in questa direzione, è anche vero che la Spagna di fatto vive un'ora legale di fatto quasi permanente, perché pur essendo ovest adottano il tempo dell'Europa centrale, e quindi questo probabilmente potrebbe smuovere la situazione, perché c'è anche un altro paese europeo che va in questa direzione, e soprattutto la crisi energetica ci sta dimostrando che questo tipo di riforma sull'ora legale permanente potrebbe veramente andare incontro anche a dei grandi risparmi, perché pensate, accendere le luci di tutti i nostri esercizi commerciali, situazioni pubbliche, un'ora dopo cosa comporterebbe? Beh, questo sicuramente è un grande beneficio, giovamento per tutti noi da un punto di vista, diciamo, economico, certamente, energetico senz'altro, perché ci sarebbe un grande risparmio, come lei sottolineava prima. Un'altra osservazione, lei faceva riferimento al fatto che noi potremmo trarre un beneficio con un'ora in più e quindi dedicarci un po' di più alla nostra persona, a fare delle corsette, magari attività fisica fuori dall'orario di lavoro. Sappiamo che in inverno alle 4 del pomeriggio la giornata di fatto si conclude, 4 e un quarto, mentre invece con un'ora in più si potrebbe beneficiare di tanto tempo alla luce anche solare, perché è il sole poi quello che ci può dare anche una mano, nel senso, da un punto di vista della salute ci sono benefici che arrivano anche dal sole. Assolutamente, ed è per questo che dicevo che probabilmente è questa la scelta che va incontro ai ritmi biologici influenzati dalle situazioni dei ritmi sociali che oggi viviamo. Non solo lo sport all'aria aperta che si potrebbe praticare uscendo dal lavoro, ma anche pensate a tutte le attività del tempo libero che ciascuno di noi potrebbe vivere sia singolarmente che per esempio nel dedicarsi a figli o nipoti in caso di persone anziane. Quindi tutti i benefici che potrebbero trovare riscontro nella nostra vita quotidiana, e i cittadini l'hanno capito così bene che hanno immediatamente sostenuto la proposta della Società Italiana di Medicina Ambientale. Per questo siamo molto ottimisti sulla possibilità che questa volta questa nostra richiesta, che va avanti ormai da quasi 4 anni, possa trovare un positivo accoglimento nel quadro di un contesto di crisi energetica internazionale. Al di là di quella che è la vostra, diciamo, sensazione per quanto riguarda la popolazione, nei colloqui che voi avete avuto certamente con diciamo, la parte politica, avete rilevato che c'è una volontà nell'immediato di poter dare una definizione a questa questione? Guardi, probabilmente abbiamo ben seminato da un punto di vista culturale in questi anni, perché gradualmente abbiamo trovato delle maggiori aperture, e stavolta la Camera dei Deputati ha accettato di discutere in commissione la nostra proposta e di avviare delle audizioni. Quindi questo è un segnale veramente concreto e positivo di interesse. E speriamo che l'iter, perché di questo si tratta, cioè di un iter ufficiale avviato alla Camera dei Deputati, possa poi concludersi in maniera positiva con l'approvazione di una norma. Allora, dobbiamo grazie. dire anche che nel corso degli anni è stata allungata la durata dell'ora legale, perché prima era molto più ristretta. Quindi, ripeto, non stiamo facendo nulla di nuovo rispetto al passato, semplicemente proponiamo un allungamento fino a renderlo permanente questo tipo di orario. Grazie al dottore Prisco Piscitelli, vicepresidente della Società Italiana di Medicina
ambientale, un intervento che ci ha chiarito diversi punti a proposito della estensione per tutti e 12 mesi della ora legale, in modo da non avere questi cambiamenti continui 2 volte l'anno, del mini jet lag di un'ora, spostamento in avanti, spostamento all'indietro delle lancette, che in qualche modo porta anche dei disturbi anche non solo al nostro sonno, ma alla vita poi quotidiana, almeno nell'immediatezza di quei giorni in cui viene cambiato. Quanto può durare, e la saluto, questo effetto jet lag su una persona? Beh, fino alle 2-4 settimane, e non si tratta soltanto di un effetto jet lag, ma anche per esempio di problematiche cardiocircolatorie legate ai battiti cardiaci, all'aumento della pressione arteriosa, e poi a problematiche del sonno, che poi possono avere anche delle conseguenze, per esempio in termini di distrazioni, incidenti stradali. Quindi in realtà è il cambio che è problematico. Grazie, allora, grazie davvero per essere stato con noi, al dottore Prisco Piscidelli, ripetiamo, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Una buona giornata ancora. Noi ci fermiamo per pochissimo, cambiamo argomento, subito dopo la pubblicità parliamo di musica. Restate insieme a noi. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo. La giornata di mercoledì partirà bene sulla nostra penisola, con tempo per lo più assolato e temperature massime anche miti piacevoli, prossimi ai 18 gradi in diverse località da nord a sud. Tuttavia è atteso un cambiamento entro fine giornata a partire dalle nostre regioni settentrionali. Ma procediamo ad osservare cosa ci attenderà sulla Sicilia. Il tempo qui sarà in miglioramento, finalmente sarà più stabile, asciutto e con anche ampi spazi di cielo sereno. Le temperature massime saranno prossime ai 17-19 gradi nelle diverse zone, soffierà un po' di vento, moderato a tratti teso nord-occidentale, conseguente moto ondoso in aumento. Nella giornata di giovedì giungerà aria più fredda, valicherà inizialmente l'arco alpino, ma scenderà gradualmente di latitudine, coinvolgendo anche la Sicilia, apportando non solo un calo delle temperature, ma anche la formazione entro il pomeriggio di locali effetti sull'area tirrenica ed anche sulle province occidentali. Le temperature saranno in diminuzione sì, ma più marcate nella giornata di venerdì. Dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Allora, parliamo di musica, lo abbiamo detto prima della sosta, prima delle previsioni meteo. Do il buongiorno, ben trovata, ben ritornata ad Alice Blasi. Grazie Alice. È un piacere per essere con noi. Parliamo di te perché, insomma, la mia curiosità è, prima di arrivare poi a quello che stai facendo, ma quando nasce la tua passione per la musica? E per, insomma, quando tu scrivi la musica, scrivi soltanto i testi, scrivi anche, diciamo, la parte musicale? La mia passione per la musica nasce da uno strumento che è la chitarra. Inizialmente da autodidatta ho cominciato a esplorare questo strumento. La mia prima chitarra era una chitarra delle Wings presa alla Feltrinelli. Quindi ispirata da un cartone animato, diciamo così. Da lì ho deciso di... sono rimasta affascinata da questo mondo e ho cominciato a prendere qualche lezione. Ma chi te l'ha regalata la chitarra? Il papà, la mamma? Mamma e papà. Hanno deciso di accontentare questo desiderio. E da lì ho cominciato a prendere qualche lezione e mi si è aperto appunto questo meraviglioso mondo che ha milioni di sfumature, milioni di colori, e tutto ciò è stato accompagnato da un grande amore per la scrittura da quando sono piccola. Sono sempre stata abituata ad avere quadernetti dove appuntavo qualsiasi cosa, scrivevo testi da quando sono bambina. Che cos'erano? Delle piccole poesie, dei pensieri? Qualsiasi cosa, mi è sempre piaciuto raccontare un po' il mio modo di vedere e vivere la vita, anche se questi pensieri magari rimanevano semplicemente in qualche quadernetto. Poi grazie all'aiuto anche dei miei grandi maestri che mi hanno accompagnato in questo percorso, Lilla Costerelli, Edoardo Musumeci, Mario Puglisi e soprattutto al grande Riccardo Samperi, sono riuscita a dare forma a questo percorso e sono grata adesso di poter dare voce alle emozioni tramite i testi. Allora, io vedo una clip, credo, pronta in regia. Possiamo sentire? Sì, è molto importante sapersi guardare dentro, sapersi fermare. Riflettere un attimo. Esatto, perché magari è proprio da questi momenti di dolore, di solitudine, del sentirsi un po' persi che nascono le cose più belle. E tu da cosa trai la tua ispirazione?
Allora, in realtà tutte le mie canzoni sono fortemente autobiografiche, quindi ogni canzone si basa su delle esperienze che ho vissuto. Nel caso di questa canzone il motivo, questo capirai che si ripete, affronta anche un po' questo tema del timore di guardare negli occhi di qualcuno che ci è stato vicino magari per tanto tempo, e il guardarlo negli occhi magari suscita troppi ricordi e il passato raffiora alla memoria, e quindi magari non si riesce a guardare più dritto negli occhi qualcuno. Senti, questo è quello che hai fatto finora, no? Sì. Ti sei dedicata alla scrittura, hai composto, hai realizzato una canzone, l'hai messa su un CD, l'hai messa poi sulle piattaforme musicali, l'abbiamo apprezzata, l'abbiamo sentita. Adesso trasmetti qualcosa anche, è il momento di trasmettere qualcosa anche dal vivo. Assolutamente, in merito a questo argomento il primo appuntamento live sarà il 3 aprile al Gatto Blu, dove porterò uno spettacolo che si intitolerà I modi dell'amore, dove oltre ai miei 4 brani che sono usciti nell'arco di questi mesi, ci saranno anche diverse cover selezionate che affronteranno questo sentimento un po' astratto, l'amore in tutte le sue sfaccettature e queste sfumature. cover traggono diciamo ispirazione da artisti a cui tu ti sei ispirata? Sì, allora queste cover le ho selezionate proprio in base ad alcuni artisti che mi hanno formata come artisti, hanno accompagnato tutto il mio percorso sia umanamente sia artisticamente parlando, e avrò anche la fortuna di essere accompagnata in questo spettacolo dal maestro Edoardo Musumeci. Sarà uno spettacolo in acustico molto, molto intimo, quasi un po' un racconto. E quindi insomma chi avrà la possibilità, la fortuna anche di poterti vedere dal vivo, ci saranno anche altri musicisti sul palco con te? Esatto, allora saremo esclusivamente 2 musicisti, io e il maestro Edoardo Musumeci. Quindi tu suoni la chitarra? Sì, perché diciamo si è preferito realizzare questo racconto una cosa intima, molto intima, in acustico, quindi giocando attraverso le sonorità di queste 2 chitarre e questi brani che appunto raccontano un po' una storia, un percorso. Non vogliamo spoilerare nulla assolutamente, però magari ci dici qualcuno di questi artisti, una soltanto, certo, uno soltanto. Allora vedremo magari qualche brano di Nora Jones, qualcosa di Amy Winehouse, Samuele Bersani. Quindi insomma c'è un po' di tutto, sì. C'è un po' di tutto, dalla musica italiana alla musica inglese, sempre tutto riarrangiato molto, molto soft. E di Bersani che cos'è che... non ci dire la canzone che porti, però di Bersani cos'è che hai preso? Perché Bersani è certamente uno dei più grandi artisti che ci ha regalato, diciamo, l'ultimo ventennio, diciamo così. Sì. Allora, diciamo di Bersani ho preso uno dei suoi capisaldi, una canzone che è veramente molto nota a tutti quanti, che sicuramente già dalle prime note sarà riconoscibile. Allora, questo è quello che si potrà vedere, che si potrà soprattutto sentire. Attenzione, lo ricordiamo perché l'appuntamento è per il 3 aprile. Abbiamo visto prima anche una locandina che ci ricordava il 3 aprile, eccola qui, la stiamo vedendo, Alice Blasi, I modi dell'amore, quindi diciamo è una declinazione dell'amore vista da più punti di vista. Sono più voci che raccontano l'amore, perché l'amore è questo grande sentimento che ci accomuna tutti, che però dentro ognuno di noi ha tante sfumature diverse, quindi è interessante vedere tante voci che hanno raccontato il proprio vissuto. E leggevo proprio nella locandina che non sarà soltanto un appuntamento musicale, è un modo per incontrarsi, un appuntamento conviviale tra la musica, qualche degustazione anche di vino. Ci sarà una degustazione di vini e ringraziamo anche gli sponsor che hanno permesso questo, Cantine Privitera, che ci permetterà appunto di avere questa degustazione, anche Noleggio Easy che ci ha permesso di realizzare questo evento, e ovviamente la Sala Alpago, il Gatto Blu che ci ospita, e la TRP, la tua casa, la tua etichetta, la tua etichetta. Prima di salutarti non posso non chiederti, questo sì è un concerto dal vivo che arriva fra pochissimo, ormai manca poco, insomma il 3 aprile è vicinissimo, però immagino che tu starai già lavorando a qualcosa da proporre da qui a breve? Assolutamente, e sicuramente avremo anche qualche nuova uscita prima della stagione estiva, e quest'estate sarà piena di vari appuntamenti live.
e possibilmente anche non solo in acustico. E non solo in acustico, molto bene, grazie. Grazie mille, è grazie stato un per essere piacere. stata con noi questa mattina. Grazie. Da Alice Blasi, l'appuntamento lo ricordiamo, 3 aprile alle 21 al Gatto Blu, siamo Esatto. a Catania, via Vittorio Emanuele. Sì, esatto, grazie mille. Grazie Alice, ci fermiamo ancora, fra poco andremo invece a Ragusa per parlare di un'altra città siciliana premiata per essersi liberata in qualche modo dalla plastica, plastic free. Fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia, la vedo già e fra poco la vedrete anche voi, la nostra Veronica Barbarino, buongiorno Veronica, Buongiorno. Grazie per essere con noi. Accanto a te c'è un ospite che è Gianni Giuffrida, che è l'assessore all'ambiente del comune di Ragusa, un premio importante per Ragusa, così come di tante altre città italiane e siciliane, Plastic Free 2026, la nostra Sicilia ha fatto molto bene quest'anno e speriamo possa fare anche bene e meglio negli anni a venire. Ma vediamo che cosa in concreto Ragusa ha fatto non solo per la sua città, per la nostra regione, per i suoi abitanti, per ottenere questo premio importantissimo. Eh sì, allora Angelo, intanto te lo farei vedere il premio perché ce l'abbiamo qua. Facciamo vedere questa tartarughina. Ecco. E questa tartarughina non è soltanto un oggetto da mettere sul mobile, ma dietro c'è tanto lavoro che dura da diversi anni. E cosa è stato fatto? Sì, grazie, intanto un saluto a tutti. Plastic Free, come è stato detto, è un evento che premia le città virtuose, cioè le città che hanno messo in atto una serie di azioni affinché non solo si raccolga bene la plastica, ma non si utilizzi la plastica, perché durante questa grande manifestazione che ha visto premiati 141 comuni italiani su circa 8.000, e la Sicilia, come ha detto lei, ha ben rappresentato l'Italia con parecchi comuni premiati. Già per esempio sono in provincia di Ragusa, oltre al comune di Ragusa ricordo che è stato premiato Modica e Scicli. Quindi questa manifestazione ha premiato 141 comuni, noi siamo onorati perché siamo stati premiati per la prima volta, perché abbiamo messo in questi anni in atto azioni per limitare l'utilizzo e per raccogliere la plastica. Una per tutte, ad esempio, l'ottimo raggiungimento di raccolta differenziata, noi siamo a circa 70%, questo ci permette di far sì che la plastica venga riutilizzata, venga messa in un sistema di riciclo e quindi evitare che si disperda fuori. E io direi che questo dato ha portato anche un altro premio, Sì, il premio Ricicloni. questo ci ha consentito di avere un ulteriore premio alla regione su questa attività importante che è il comune di Ragusa. Considerate che 75.000 abitanti con un territorio che siamo 12° in Italia, abbiamo 440 km quadrati di territorio, quindi un territorio molto vasto, quindi con le difficoltà dell'estensione del territorio. Oltre naturalmente alla ottima raccolta differenziata, la collaborazione con le associazioni Plastic Free e altre associazioni che assieme a noi energicamente fanno azione di informazione, di non utilizzo, di come va raccolta, di bonifica di alcune aree che in qualche modo sono state invase da rifiuti. Assessore, e poi e poi mi diceva, conclude, che avevo una curiosità da chiederle. E poi? Non abbiamo sentito. Dicevo, lei la volevo fare concludere, stava concludendo dicendo e poi? E poi azioni importanti che abbiamo, diciamo, che ci consentono alla cittadinanza di acquisire buone prassi nel non utilizzo della plastica. Ad esempio negli asili nido fino a qualche anno fa noi utilizzavamo tutti i piatti di plastica, oggi non esiste più, oggi vengono utilizzati i piatti che utilizziamo a casa, cioè quindi non usa e getta, e quindi questo ci permette di eliminare molta plastica. Oppure le casette d'acqua che abbiamo distribuite nella città di Ragusa, si evita l'utilizzo di bottiglie di plastica, quindi tutte buone azioni che ci consentono di limitare, perché una fondamentale azione che deve essere svolta
è il limitare all'inizio l'utilizzo della plastica, un fenomeno che esponenzialmente è cresciuto dagli anni 80 fino al 2010, quando ancora secondo me non si aveva proprio la sensazione dei danni che poteva provocare la plastica sull'essere umano e sugli animali, su tutto ciò che ci circonda. Assessore, prima di dare di nuovo parola alla nostra Veronica, immagino che per realizzare tutto questo è servita la collaborazione delle istituzioni sicuramente, delle associazioni come diceva lei, ma anche dei cittadini, quindi una sensibilizzazione capillare dei cittadini e una collaborazione importante dei cittadini, perché per arrivare a questo risultato serve veramente, insomma, bisogna avere tutti lo stesso intento. È la base di tutto. Cioè la sensibilizzazione e la predisposizione dei cittadini e da questo punto di vista siamo contenti di rappresentare una città dove veramente il senso di appartenenza, il senso di città è molto alto. Assolutamente, parte tutto da questo. Noi abbiamo raggiunto in 7 anni questo risultato del 70% perché i cittadini veramente hanno messo di suo. Differenziare non è facile, differenziare richiede energie, richiede tempo e devo dire che i cittadini hanno risposto bene. Naturalmente per migliorare ancora, per superare questo importante già dato del 70%, dobbiamo ancora dare ulteriore informazioni, formazione, sensibilità a partire dalle scuole, quello che stiamo cercando di fare. Però alla base di tutto sicuramente il buon supporto e apporto dei cittadini è alla base di tutto, sicuramente, e di questo noi ne siamo coscienti. Ma ci sono state delle criticità in questi anni? Certo, la criticità mi ricordo la precedente amministrazione la ebbe quando fece partire un servizio porta a porta che poi è stata, e noi ora con nuovo appalto stiamo continuando questa metodologia di raccolta dei rifiuti. Porta a porta porta delle criticità, porta purtroppo a discariche abusive che abbiamo sul territorio, perché alcuni non censiti o che non hanno voglia di fare raccolta differenziata purtroppo impropriamente abbandonano i rifiuti. Quindi ha portato delle criticità che determinano sicuramente in parte costi aggiuntivi che riusciamo a compensare con la differenziata, perché produciamo meno rifiuto che va poi a discarica e quindi i costi si abbassano e i materiali, e questo è quello che noi dobbiamo dare anche come informazione ai cittadini, tutto ciò che si recupera da riciclo viene venduto, cioè il comune ha un getto economico, un ritorno economico dai prodotti che va a conferire, quindi da plastica, cartone e vetro, e questo ci consente di ammortizzare i costi aggiuntivi che abbiamo col porta a porta, perché i costi del porta a porta aumentano, però ci permette di ottenere una maggiore percentuale differenziata. Quindi possiamo dire più differenziamo, meno paghiamo. Sicuramente, questo è l'obiettivo futuro, considerando anche con il nuovo capitolato ci sarà una tariffazione puntuale per stimolare, per incentivare ancora di più i cittadini che fanno bene la differenziata. Questo è il nostro intento. Naturalmente intento che ci consente di ottenere quei risultati sperati, quello di ridurre sempre più l'indifferenziato e in parallelo lavorare sul non utilizzo di alcuni materiali che in qualche modo sono più inquinanti rispetto agli altri, una per tutte naturalmente la plastica. Assessore, le volevo chiedere, lei ha accennato al porta a porta, ai rischi del porta a porta, ai problemi del porta a porta, alle discariche che si sviluppano e si creano in tutte le zone delle città della nostra regione. Come si fa però ad affrontare quello che è un problema culturale, immagino, soprattutto culturale? Poi chiaramente c'è chi non vuole adeguarsi a questo nuovo modo di smaltire i rifiuti, che è un beneficio poi per tutti noi. Attenzione. Sì, come dice lei, la parte residuale di cittadini che sono poco collaborativi, poco avvezzi a differenziare, purtroppo sono quelli che poi determinano la formazione di discariche. Come si può attenuare e combattere il sistema? Noi stiamo cercando di fare una politica innanzitutto di fotocamere delle trappole che in qualche modo ci permette di beccare, tra virgolette, mi consenta di utilizzare questo termine, chi non fa bene
alla collettività, quindi chi abbandona i rifiuti. Però non sempre questa azione porta a risultati importanti, perché poi il meccanismo sanzionatorio è molto articolato, molto difficile da applicare. Quindi in parallelo a questa azione repressiva noi stiamo mettendo in atto tutta un'azione informativa e formativa che secondo me è fondamentale, perché ad esempio abbandonare un materasso sul ciglio della strada o in una discarica non ha senso quando io comune ti consento di andarlo a conferire in un posto senza nessun costo aggiuntivo. Quindi molto spesso probabilmente sarà la cattiva informazione e su questo dobbiamo cercare di lavorare. Naturalmente l'azione repressiva è uno degli elementi che in qualche modo va applicato, perché altrimenti non riusciamo a combattere quelli che ancora si ostinano a non fare il bene della collettività. E un altro elemento che secondo me è importante è quello di cercare sempre di evitare il degrado in alcuni ambienti. Cosa vuol dire? Cosa voglio dire? Il degrado probabilmente abbiamo visto nel tempo porta a un accentuarsi del degrado. Chi vede che c'è un posto sporco si sente in qualche modo psicologicamente autorizzato a buttare rifiuto. Noi anche questo dobbiamo cercare di evitare, cioè dobbiamo cercare di abbellire, di tenere pulito dei posti affinché chi vuole è scoraggiato nel realizzare questa azione cattiva. Siamo quasi in chiusura, Assessore. Non può essere un punto d'arrivo questo risultato? Assolutamente no. Commentavamo prima di iniziare la trasmissione con Veronica. Non può essere un punto d'arrivo. Il 70% non è 100. Cioè è un punto che ci dà sicuramente entusiasmo per poter portare avanti ulteriori azioni e per migliorare sempre di più il senso di civiltà e il senso comune che c'è in questa città. Quindi è un punto di-inizio. Col nuovo capitolato abbiamo inserito elementi aggiuntivi. Consideri, Direttore, che siamo quasi con l'aggiudicazione definitiva del nuovo appalto. Ci sono degli elementi incentivanti che ci consentiranno anche di evitare ulteriori formazioni di discariche, una per tutte ad esempio delle isole ecologiche itineranti, in modo tale che chi ha necessità di buttare rifiuti in una giornata che non è quella che normalmente è utilizzata per conferire quel tipo di rifiuto possa utilizzare queste isole viaggianti che abbiamo attorno alla città, e tante altre iniziative che ci consentiranno di aumentare questa percentuale di differenziata, e andremo a consegnare nuovi mastelli porta per porta. Ogni cittadino gli saranno forniti nuovi mastelli, gli saranno informati su come conferire il rifiuto, e ci consentirà anche di censire ancora quei furbetti che in qualche modo non hanno e non pagano la Tari. Diciamo capillare, attività capillare a Ragusa. Assolutamente. Grazie all'assessore Gianni Giuffrida, che è l'assessore all'ambiente proprio del comune di Ragusa, grazie alla nostra Veronica Barbarino. Adesso noi ci fermiamo, grazie, una buona giornata a voi. È il momento di scrutare le stelle, vedo già pronto il nostro Marco Amato, c'è la sigla e fra pochissimo saremo insieme. Buongiorno Marco, ben trovato. Allora, stamattina, prima di dirci come vanno le cose, so che hai preparato un'analisi di un fenomeno che una ventina di anni fa ha in qualche modo invaso le case di tutti noi, il fenomeno Anna Montana, no? Questa ragazza che andava sul palco, suonava, accompagnata anche spesso dal papà che faceva anche da manager, se non ricordo male, che poi quello che succede nella vita, quello che è successo nella vita, poi i due hanno avuto qualche piccolo problema. Parliamo comunque nella realtà di Marius Arias, sì. Esattamente, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Il fenomeno è un po' preso in analisi anche perché ultimamente, un po' anche per la notorietà di alcuni personaggi, ricorrono ventennali o trentennali o addirittura quarantennali di
serie TV che hanno colorato un'epoca, come possono essere state Buffy l'Ammazzavampiri, Beverly Hills e tanti altri, Sabrina Vita da strega, e tanti altri che hanno un po' segnato con i loro personaggi dei veri e propri decenni, dei fenomeni di costumi. Hannah Montana è una formula un po' più particolare, proprio perché c'è questa ragazza con una doppia identità. Quindi vive da Cyrus, da Miley, che è la protagonista, e la doppia vita da cantante in cui diventa Hannah Montana, un po' ribaltando quel gioco di proiezione del superio, che è tipico per esempio della tradizione dell'animazione giapponese, le maghette con la doppia identità per esempio. Ecco, sicuramente un qualcosa che motiva chiunque a proiettare il proprio talento in maniera esponenziale. Hannah Montana viene proiettato nel 24 aprile di 20 anni fa, e adesso invece la protagonista, che poi è salita alla ribalta con i suoi pezzi come cantante bravissima, che è Miley Cyrus, ricordo la sua Flowers che mi ha fatto impazzire, un pezzo stupendo, ecco, è del Sagittario. Il Sagittario è un segno zodiacale doppio, metà uomo, metà animale, quindi rappresenta il divario tra la ratio e l'istinto. Un segno zodiacale molto saggio, ma che si sa dare al ludus con grande facilità. Ebbene, questo fenomeno è proprio in auge, proprio perché in Ariete è comparsa una compagine planetaria di ben 4 pianeti. Ci sarà peraltro un musical che porterà come protagonista di nuovo Miley Cyrus, in particolare la canzone Best of Both Worlds, il meglio dei due mondi, che è stata la canzone iconica della doppia vita fantastica di Hannah Montana. E adesso vi racconto cosa fanno i pianeti oggi. Sole e Plutone danno spettacolo, non di meno Luna e Venere, che accendono un po' desideri, passioni e verità. Ariete, per voi è ottimo, 4 pianeti nei vostri gradi zodiacali che vi rendono letteralmente invincibili, quindi potete di tutto. Toro, per voi la Venere, la Luna sono delle di amore, state di nuovo finalmente bene, e i Toro si espandono sempre di più. Gemelli, un po' protagonisti della giornata, con una luna nei vostri gradi che letteralmente tesse degli aspetti zodiacali che sono ottimi, quindi portatevi in avanti e ricordate che chi ha tempo non aspetti tempo, cari Gemelli. Cancro, la luna oggi la vostra signora da spettacolo, e soprattutto in accordo con Venere vi premia finalmente in amore dove avete bisogno di un po' di ricarica. Leone, ottima configurazione zodiacale per voi, la forza di 4 pianeti dalla vostra parte oggi vi fa sentire al centro dell'attenzione. La luna vi porta consiglio e confronto con i colleghi, col partner e con tutte le persone a cui volete bene. Vergine, una luna oggi un po' fastidiosa, ma sicuramente gli altri pianeti concorrono a creare intorno a voi, nella situazione d'attesa, un'aspettativa veramente grande per i risvolti futuri che saranno positivi. Bilancia, 4 pianeti in opposizione non sono uno scherzo, ma la vostra Venere ci sta bene, e anche la luna dei Gemelli porta il giusto apporto di scambio con gli altri. Dovete essere però un po' più chiari e lucidi. Scorpione, per voi oggi c'è un po' di diffidenza, vi guardate intorno un po' guardinghi e circospetti. Datevi tempo per decidere. Sagittario, Luna in opposizione oggi, ma una Venere splendida, seppure ancora non sapete benissimo che provate, vivetelo e basta. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto importante, con Mercurio e Marte che portano buone notizie, finalmente si sciolgono dei dubbi, le incertezze che avevate su occorri. Acquario, per voi è sempre bello, con una luna in trigono, con 4 pianeti nell'amico Ariete, che volere di più. Oggi un po' più carismatici del solito, la vostra presenza è richiesta, e soprattutto se avevate in mente dei tempi, lasciateli perdere, perché oggi dovrete accelerare. Pesci, Marte e Mercurio sempre dalla vostra parte, con un Giove generoso che vi parla di un progetto che amerete sviluppare in equipe e che vi porterà molta, ma molta fortuna. E detto questo,
auguro a tutti splendida giornata. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie, ciao, buongiorno anche a te Marco, ci rivediamo domani. Adesso andiamo di nuovo ai quotidiani con Emanuela Corsi. Sì, vediamo la pagina degli spettacoli del Corriere della Sera, dove c'è un'intervista a Giuseppe Tornatore, grande regista italiano. Rimpiango i film mai girati, bloccato il mio progetto su Leningrado, e poi Nuovo Cinema Paradiso fu un vero calvario. Nuovo Cinema Paradiso che è stato uno dei più grandi capolavori, appunto, firmato da Tornatore, e lo vediamo qui in alto. Philippe Noiret era uno dei protagonisti, e il piccolo Salvatore Cascio. Nell'88 questo film vinse l'Oscar. Poi un altro film importante è L'uomo delle stelle con Sergio Castellitto, film del 1995, in cui Castellitto è nei panni di un uomo che viaggia su un autocarro dicendo di fare parte del cinema. E poi anche Baria con Margaret Madé e Francesco Scianna, un film del 2009, è il più costoso di Tornatore, ambientato nel dopoguerra nella città natale del regista. Lui ha realizzato 12 film e 10 documentari, e ora ne è in preparazione altri 2. C'è un aneddoto che ti faccio scoprire, Angelo, prima di chiudere, che per L'uomo delle stelle in realtà lui aveva scelto Teo Teocoli e non Sergio Castellitto, e poi fu invece Cecchi Gori che invece disse di no e fu irremovibile, ha detto Teocoli non fa parte, non fa botteghino. Beh, questa è l'idea di Cecchi Gori. Grazie. Ma sai, tanti attori famosissimi sono diventati attori famosi grazie al no o al rifiuto di qualcun altro prima. Il caso più eclatante è quello di Pretty Woman con Julia Roberts. Era stata scelta un'altra attrice che però ha detto no, ma questa è una trama che non fa per me. Vedi un po'. Era Michelle Pfeiffer. Cosa è successo? Ha detto di no, c'era questa sconosciuta Julia Roberts che è diventata una star internazionale. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, grazie per essere stati con noi, auguri a tutti voi di una buona giornata, torniamo domani mattina come sempre alle 8.